Le telecamere e i taccuini di qdpnews.it a Tovena per seguire la manifestazione di protesta che raggiungerà Soller, dove il prossimo mese potrebbero arrivare 80 profughi. Sindaco, oggi la marcia di protesta, i prossimi giorni come intendete muovervi? Beh, ovviamente sempre nell'ambito della legalità, comunque non lasceremo perdere nessuna strada possibile per poter quantomeno o ridurre o quantomeno annullare i numeri che possono arrivare. 80 profughi a Soller sono davvero tanti. Sono un'enormità, sono un numero che assolutamente la popolazione non può né assorbire né accettare. Possiamo dire il sindaco con e davanti ai suoi cittadini? Sempre, il sindaco con i cittadini prima di tutto. Villanova, 80 profughi a Soller, come si sta muovendo la Regione Veneto? La Regione si muove come si muove per tutti i casi simili, con totale contrarietà a questo arrivo di finti profughi, di migranti, perché il nostro territorio ha già dato, abbiamo percentuali di residenti stranieri altissime e quindi non è il caso di far arrivare altre persone. Soller in particolare è al centro della vallata, una vallata in cui ci sono stati investimenti fortissimi per il turismo, per rilanciare questa zona, che stanno avendo grandi risultati. Questo è il metodo migliore per uccidere tutti questi investimenti, per uccidere una vallata, e sicuramente non deve essere una cosa portata avanti né dalla prefettura né dal governo, e noi ci opporremo a questa decisione. Uno stabile come il Borgo Teson potrebbe essere utilizzato per altro? Sicuramente sì, ci sono 1000 altri modi per utilizzare uno stabile di pregio di quel genere che usarlo come caserma per essere riempito di migranti. Questo sicuramente è un modo per distruggere lo stabile. Non riesco a capire nemmeno il proprietario come possa pensare di metterci dentro tutti quei migranti lì, che sicuramente andranno a distruggere quella che è la realtà del posto, del borgo, con tutti gli investimenti che sono stati fatti su quel luogo. Quindi contrarietà totale, è un'idea folle, malsana, che deve essere combattuta in ogni modo. Sindaco, non siamo a Farra di Soligo, ma siamo qui a Soller e Tovena, tutti uniti sindaci del territorio contro questo arrivo. Ritengo sia un segnale che dobbiamo dare al territorio e soprattutto alle autorità che la nostra linea, il nostro pensiero è quello di non portare i profughi con questi numeri soprattutto nel nostro territorio. Assessore Bottaccin, 80 profughi a Soller, sono un'operazione difficile da digerire per il territorio. Ma immagino assolutamente di sì, è una risposta sbagliata a questo tipo di problema, quello dei profughi. 80 persone che arrivano in un piccolo paese creano sicuramente un ghetto, fra l'altro bisognerebbe capire queste 80 persone chi sono, perché sappiamo benissimo che la maggior parte di essi non sono profughi ma sono dei veri e propri clandestini. Non si capisce come mai di fronte a situazioni di clandestinità lo Stato intervenga mantenendoli, mentre invece quando ci sono italiani in difficoltà lo Stato non ha mai soldi per intervenire. Cosa si può fare con strutture come il Borgo, così vuote? Qualche idea per un uso diverso? Ma allora, per quanto riguarda le strutture vuote, penso a questa vallata, ci sono importanti opportunità dal punto di vista del turismo. Ieri fra l'altro è stata presentata un grande progetto della macro regione alpina che comprende 7 stati e 48 regioni. Ci saranno importanti finanziamenti per il rilancio di questi territori anche dal punto di vista turistico. Bisognerebbe puntare su quello e non riempire le strutture con 80 persone di cui, ripeto, non si sa la provenienza e in molti casi sono addirittura dei clandestini. 80 profughi a Soller, cosa la spaventa? Il pericolo. Ho paura, abito a 2 chilometri e non sono integrati. Questo è il problema. 80 profughi proprio non li volete? Ma non è 88, 10, è la scarsa informazione, la comunicazione, quello che non conosciamo ci fa paura. Noi non è che siamo contro i profughi, perché comunque loro in teoria dovrebbero scappare da paesi disagiati, da guerre, da problemi. E è la scarsa informazione, ci si chiede perché tutti gli uomini e le donne, i bambini dove sono? Vin Brulè e tè per i manifestanti? Certo, perché sono stati bravi tutti a venire a fare la passeggiata. Speriamo bene e siamo qui tutti uniti. Cosa ne pensa dei profughi al Borgo? Ma io ho anche avuto modo di scriverlo e anche di dirlo questa mattina: sì all'ospitalità, no all'invasione. Sindaco, che impressione ha avuto di questa manifestazione? Una manifestazione ben riuscita, una manifestazione che ha dato sicuramente un messaggio. Bisogna che facciamo sempre più squadra con tutti i residenti anche degli altri comuni, perché non è un problema solo di Soller, ma è un problema che può coinvolgere tutte le amministrazioni del quartiere del Piave, della Vallata e non solo.
Com'è andata la manifestazione? Siete soddisfatti? Noi come gruppo coordinatore siamo molto soddisfatti della partecipazione, abbiamo visto parecchia gente e siamo soddisfatti soprattutto che la manifestazione si è svolta con molta tranquillità e con molta serenità, quello che noi avevamo chiesto.